Vi ringrazio per essere qua alla serata organizzata e voluta da Raiso Venete e dal Comitato 1866. Questa sarà una serata prettamente culturale e storica. Vogliamo cercare di fare un po' di chiarezza su una pagina di storia molto importante, determinante per noi veneti, che è appunto l'annessione del Veneto all'Italia avvenuta nel 1866 grazie a un referendum. Le popolazioni al tempo erano state chiamate a votare se volevano o meno essere annessi all'Italia. Questa è una cosa che è avvenuta in modo alquanto strano e questa sera appunto cercheremo di fare un po' di luce, fare un po' di chiarezza. Ilaria la chiama operazione verità. Appunto noi cerchiamo di fare verità, di dirvi quello che è realmente successo in quell'anno. Quindi questa sera abbiamo 4 relatori importantissimi per questo tema. Il primo a parlare sarà Ettore Bezzato. Ettore ha fatto notevoli ricerche storiche, ha scritto molti libri sul tema e è uno dei principali conoscenti della materia su quello che è successo in quel tempo. Quindi lascio la parola a lui, vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata e spero vi piacerà. Sì, buonasera a tutti e un grazie veramente di cuore agli amici di Raiso Venete e in particolare all'amico Mattia per l'organizzazione di questa serata. Mi torno sempre volentieri a Rovigo, mi arrivo dalla provincia di Vicenza, forse si capisce. E questa è una sede assolutamente prestigiosa. Permettimi, proprio perché mi credo di aver parlato in questa sede forse la prima volta negli anni 80, anzi sicuramente negli anni 80, e assieme a me che c'era un grandissimo personaggio, che c'era il professor Flaminio De Poli, che penso tanti di voi altri conosceva e stimava, una figura veramente straordinaria. Quindi ecco, mi vorrei iniziare questa serata ricordando questa figura del professore Flaminio De Poli, perché è sta veramente un precursore per certi aspetti. I suoi libri, ricordo i suoi monumenti Veneto e Veneti e via da Roma, nei quali noi altri giovani appassionati di storia e di cultura veneta sta il nostro prezioso riferimento. Quindi un grazie veramente al professore Flaminio De Poli. Il tema di stasera è sicuramente molto interessante. Vedevo di affrontarlo partendo un po' dal contesto storico col quale si arriva al plebiscito del 21-22 ottobre 1866. Siamo naturalmente nel 1866, terza guerra di indipendenza, viene scatenata dai Savoia, alleati della Prussia in funzione austriaca, anti-asburgica. Con la seconda guerra di indipendenza in pratica già stata annessa al regno di Sardegna tutta la Lombardia ad eccezione di Mantova, e quindi i Savoia e Cavour, che nel frattempo Vittorio Emanuele già diventato Vittorio Emanuele II re d'Italia, perché nel 1861 nasce il 17 marzo il Regno d'Italia. E già su questo permettimi una piccola sottolineatura, perché sicuramente qualcuno dice ma come stanno, se dovrei ricordare i 150 anni dell'annessione del Veneto d'Italia, ma l'Italia non era stata fatta nel 1861. Certo che sì, però non era stata fatta coinvolgendo i Veneti, quindi l'unità d'Italia è stata fatta non nel nostro nome.
e quando che in occasione del 150° anniversario è stato fatto tutte quelle manifestazioni sui quali sarebbe interessante sapere quanti soldi che sono stati spesi nel 2011, fondamentalmente c'è un falso storico, o meglio, è assolutamente un falso storico, perché nel 1861 nasce il Regno d'Italia, però i Veneti non c'è, e non c'è neanche tanta altra brava gente, non c'è i Trentini, non c'è i Tirolesi. Mancava perfino Roma, pensiamo un po'. Nel 1861 Roma non fa parte del Regno d'Italia. Però ha cercato disperatamente di farmi credere che nel 2011 ci sono stati 150 anni di unità. Non nel nostro nome. Il Veneto entra nel 1866. Dicevo allora, Savoia e Prussia fa questa alleanza in funzione anti-austriaca, se arriva alla guerra, e l'Austria è costretta a mantenere due fronti, quello nord con la Prussia e quello sud con l'Italia, e quindi si arriva alla prima battaglia costosa il 24 giugno 1886. L'esercito affronta questa battaglia molto baldanzoso e sicuro di sé, perché c'era una schiacciante superiorità sia come mezzi che come uomini. Fatto sta la classica rivalità, un po' di incapacità e tutto il resto, fatto sta che però l'Italia subisce una prima sconfitta. A Custoza, nonostante il pronostico a favore, l'Italia viene pesantemente sconfitta dall'esercito asburgico. Nel frattempo però, il 3 luglio 1866, che è la battaglia che è decisiva per le sorti complessive della guerra. Cioè a Sadowa si affronta l'esercito prussiano e l'esercito austriaco. L'esercito prussiano sbaraglia letteralmente l'esercito austriaco, e quindi l'Austria con i prussiani quasi che sta per arrivare quasi a Vienna, chiede l'armistizio. Savoia si rifiuta di sentarsi attorno a una tavola subito dopo la sconfitta di Custoza, perché dice non avevo carte sufficienti da giocare, e allora tenta disperatamente la rivincita per mare, anche qua convintissimi che sia poco più che una passeggiata, sia perché l'Austria non aveva mai avuto grandi tradizioni a livello navale, sia perché il giovane Regno d'Italia che aveva investito moltissimo sulla marina. La marina che era la fusione delle preesistenti marine, quindi marina sarda e marina siciliana soprattutto. Noi fa i conti, quando si sta preparando con un personaggio che si chiama Persano a capo della marina tricolore, che è quasi, è vero che l'Austria non ha grandi tradizioni marinaresche, ma però dopo il 1797 e dopo la caduta di Napoleone, in pratica quello che restava della marina della Veneta Serenissima Repubblica era passato sotto l'Austria. Prova ne sia che fino al 1848 la denominazione ufficiale della marina austriaca è Imperial Regia Veneta Marina, che addirittura gli austriaci riconosce questo concetto, perché il Veneto già era la lingua ufficiale a bordo, perché Veneti, Istriani e Dalmati già era la stragrande maggioranza dei marinai, e perché l'aria, il sentimento che si respirava già era della Serenissima. L'Austria addirittura in alcune battaglie usa anche la bandiera con il leone di San Marco. Quindi si arriva al 20 luglio a Lissa, e praticamente gli italiani sono ancora una volta convinti di fare una passeggiata, e invece viene clamorosamente sconfitti dalla marina, quella marina che tanti storici ancora adesso chiama Austro-Veneta. La tradizione dice che alla fine della battaglia i marinai butta per aria il cappello, dice viva San Marco, e il telegramma del Tegethoff che manda a Vienna è emblematico di questa battaglia, perché dice uomini di ferro su navi di legno
hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro, perché questa è la fotografia della battaglia. Gli uomini di ferro naturalmente erano veneti, istriani e dalmati, e anche i vostri fradei, perché sul mio libro che ho stampato su Ulissa, l'ultima vittoria della Serenissima, nella quale ripropongo, perché sui miei libri scrivo relativamente poco, però ripropongo testi inattaccabili, cioè puoi contestarmi l'impostazione di questo libro. Difatti qualche prestigioso giornalista italiano come Gian Antonio Stella mi ha bacchettato abbastanza pesantemente, però sicuramente non puoi contestarmi l'elenco delle medaglie d'oro e d'argento di quella battaglia. Allora sull'elenco delle medaglie d'argento, per esempio, senza andare tanto distante, mi trovo, medaglia d'argento di prima classe, mi trovo un certo Paolo Pregnolato di Loreo, che tutti voi altri sapete cosa immagino, Gaetano Ravagnan di Donada, Pregnolato Domenico di Contarina, e tanti altri, e diversi altri, oltre naturalmente alla grande maggioranza di Ciosotti, da Pestrina, eccetera, eccetera. Però che c'era diversi che prende la medaglia d'argento fra dei vostri, Fiore del Polese. Ecco, sarebbe interessante ricordare ai democratici, che ricorda tanto i protagonisti di tutte le guerre combattute sotto i Savoia, che non esiste Veneti di Serie A e Veneti di Serie B. Non c'è i Veneti di Serie A che va a ricordare solo perché combatteva con i Savoia, e i Veneti di Serie B che va letteralmente a smentegare in una maniera indecente solo perché combatteva con l'imperatore d'Austria. Perché questi che prende le medaglie vuol dire che ha onorato il suo ruolo. Allora questa gente qua va a ricordare come tutti gli altri, questi veneti che, ripeto, hanno onorato la sua divisa. Comunque torniamo alla terza guerra di indipendenza. Dopo la battaglia di Lissa, che è un po' la scaramuccia di Benteca, che anche qua la propaganda italiana dipinge come una grande vittoria, invece fondamentalmente è una scaramuccia che se puoi considerarla un pareggio fra gli italiani e gli austriaci. E comunque l'Austria continua a chiedere, e anche la Francia, che faceva da garante, continua a chiedere la pace, e quindi si arriva alla pace il 3 ottobre 1866. E questo è un altro passaggio, o forse il passaggio più importante e assolutamente centrale della questione. Vi dico un altro fatterello, perché al momento delle trattative, ai quali partecipa anche la Francia, l'imperatore dei francesi, Napoleone III, è piuttosto risentito nei confronti di Savoia, perché nonostante sia stata pestà sia a Gustosa che a Lissa, questi pretende di alzare la voce. E allora Napoleone III, rivolto ai cancellieri e ai diplomatici dell'epoca, dice: un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi, perché questo già era il prestigio che aveva l'Italia nelle cancellerie dell'epoca, no? che adesso sia tanto diverso, però è emblematico di questo. Comunque si arriva al trattato di pace fra Italia e Austria, 3 ottobre 1866. L'Austria ammette di aver perso la guerra, perché l'aveva perso, ripeto, sta letteralmente distrutto l'esercito a Sadowa, però si rifiuta, giustamente per conto mio, di passare direttamente il Veneto ai Savoia, perché dice, in fin dei conti, ho fatto due battaglie e avevo perso tutte e due, cosa vuoi io? E allora, com'è che prima che aveva fatto nel 59 con la Lombardia, tra l'altro, e allora passa il Veneto alla Francia, affinché la Francia funzioni da garante internazionale. E nel trattato di pace del 3 ottobre 1866 c'è scritto proprio questo passaggio centrale: sotto consenso delle popolazioni debitamente consultate, tra virgolette. Questo è quello che cita il trattato di pace.
Quindi il Veneto seria passare ai Savoia e al Regno d'Italia solo dopo e solo attraverso il consenso delle popolazioni debitamente consultate. La Francia diventa garante internazionale, la Francia deve fare il ruolo che ai giorni nostri fa l'ONU, i caschi blu. Sapete che quando dei territori contesi arriva i caschi blu, gli arrivano in Kosovo, gli arrivano in Montenegro, gli arrivano a Timor-Est, gli arrivano nel sud del Sudan, in modo che quando ripeto, territori contesi, giustamente per garantire la correttezza del voto, la partecipazione, che non vi sia brogli e tutto il resto, che vuoi un agente terzo, e questo, un garante, questo doveva essere la Francia. Infatti che se documenti e lettere del generale Lebesgue, plenipotenziario di Napoleone III, che da buon militare prende subito possesso di questo, però dopo una settimana e dopo 15 giorni, secondo il 3 ottobre, il che scrive sconsolato all'imperatore, a Napoleone III, dice: guarda che qua lui mi lascia fare il mio mestiere, qua no, pretende il governo italiano addirittura di passare il plebiscito, eccetera, eccetera. Napoleone III vi dice: attento, più o meno, cerchiamo di farsi manco mai possibile e cavemmosi via, perché la Francia non aveva più interessi su questo punto, su questa parte dello scacchiere europeo. Lui che aveva già portato a casa sia Nizza che la Savoia, e quindi non interessava più niente. Così si arriva, secondo quanto previsto dal plebiscito, dal trattato di pace del 3 ottobre 1866, si arriva alla convocazione del plebiscito. Questo è un manifesto, questa è una copia che mi ho trovato l'originale, che mi ho 2 o 3 dei diversi soggetti, con il quale vi dico che vengo effettivamente convocato il plebiscito. Il plebiscito è fissato per i giorni 21 e 22 del corrente mese. Beh, vedi però una cosa, che praticamente se dice solo guarda Moretti che Gavina a votare sì e basta, però qua non si è messo che c'è la possibilità di votare sì, di votare no, di astenermi, no? Siccome che le prossime elezioni dicesse viene convocato i comizi e guarda che Gavina a votare tutti i parenti, no? Che si è votato distante, però eccolo qua, sì e basta in pratica. Questo è il manifesto ufficiale di convocazione. Ma non solo, cosa succede? Che il convegno viene sì convocato il 21 e il 22 ottobre, però su pressione soprattutto del governo italiano e del primo ministro Bettino Ricasoli, e in pratica il 19 ottobre, quindi 2 giorni prima del voto, in una camera dell'Hotel d'Europa lungo il Canal Grande, il Veneto passa, si trova generale Lebesgue, plenipotenziario della Francia, che in quel momento doveva tutelare il Veneto, si trova 3 notabili nominati dai Savoia, quindi immaginate che figure assolutamente terze, che c'erano anche queste, e il Veneto passa in una camera d'albergo praticamente all'Italia e Savoia. Immagino che qualcuno potrà anche dire: ma questo Gaio prove per dichiarare tutto questo? Beh, le prove le sé anche molto facili, sono riuscito a reperirle dopo anni di ricerche. Per esempio, questo è il dispaccio telegrafico col quale il commissario del re per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico: Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiano. Sessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di piazza San Marco. Il generale Count di Ravel, plenipotenziario di Savoia. Udine AD 19 ottobre 1866. Questo si trova all'archivio del comune di Pordenone. Questa è una riproduzione. Ma ancora peggio,
ancora meglio diria, dopo che aveva trovato questo, del tutto casualmente, perché lo avevo trovato su un libro di storia locale che si chiama Storia di San Michele al Tagliamento, un giorno, mentre ero su internet, mi sono imbattuto addirittura sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, datato venerdì 19 ottobre 1866, dal numero 288, nel quale viene riportato pari pari, con le stesse parole, questo dispaccio telegrafico. Quindi, cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Se non vi fidate di me, voi altri, quando questa sera andate a casa, accendi il vostro computer, adesso Google, e batti Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 19 ottobre 1866 e vi viene fuori questa Gazzetta Ufficiale, e a pagina 3 che è il passaggio col quale tutti trionfanti, eccolo qua, questa è la riproduzione che ho, in modo da essere, come al solito, cerco di essere sempre molto preciso. Questa è la Gazzetta Ufficiale, le 4 pagine della Gazzetta Ufficiale. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è pervenuto oggi alle 10:03 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia, eccetera, eccetera. Il Presidente risponde, il governo del Re, adesso è scritto anche piccolo, comunque ringrazia e soprattutto ricorda il fatto che Venezia ritorna all'Italia. Quando che fosse stata Venezia l'Italia prima del 1866 c'è comunque un mistero per tutti noi altri. E quindi questo è il momento centrale. I Veneti va a votare il 21 e 22 ottobre, quando che tutto già sta deciso. Questa è la truffa, perché il Veneto è già passato 2 giorni prima, il venerdì 19, nelle mani dei Savoia. E queste sono le documentazioni ufficiali del passaggio. Se potrebbe far note per raccontarvi come che sta gestito il voto, perché schede di colore diverse, perché c'era 2 urne, una per il sì e una per il no, e uno doveva dichiarare le proprie generalità al momento del voto, e quindi c'era chiarissimo chi votava per il sì e chi votava per il no, e quindi il risultato del voto c'è il 99,99% del sì e lo 0,1% voti contrari, che anche questo è un altro dato importante, nel senso che oltre all'aspetto storico-culturale c'è anche un altro tipo di rilievo da fare, che basta, se voi altri che chiedi anche a un Boccia che ha fatto solo qualche esame di statistica a Padova, vi conferma che su una votazione dove c'è circa 700.000 votanti è matematicamente impossibile che sia lo 0,01 che vota contro. Cioè se domani ne porta a votare, sia contenti che vedevo 1.000 euro in più al mese, non viene raggiunto il 99,99%, perché se Bastiano al contrario, che se quello che la col mondo, che se la qualità che va a votare se sbaglia, comunque è statisticamente provato che, ripeto, il 99,99% non esiste. Invece gli italiani, con il plebiscito truccato, fasullo, e si è riusciti a arrivare anche a questo. È interessante, per ritornare, vediamo se lo trovo, nella vostra città, in modo che sia sempre anche un aggancio, che nel 1903, perché naturalmente finito il plebiscito spariò tutte le testimonianze di questo voto, evidentemente c'era la percezione che qualcosa di sporco già era stato fatto, e guardate che non è stato fatto solo nel Veneto, il Veneto è stato l'ultimo, e quindi tutta la macchina perversa di Savoia già era stata oliata e già era perfetta nel 66, ma già nel 1860 in Toscana
mi ho trovato proprio studiando queste ultime settimane che il giornale La Nazione, che è ancora oggi il giornale più venduto a Firenze e in Toscana, distribuiva quel giornale le schede per il sì. Quindi immaginate quale parvenza il grande Tommaso di Lampedusa nel suo Gattopardo, che Tommaso di Lampedusa non è un pericoloso indipendentista veneto, vuol dire, no? Ma nel Gattopardo descrive le situazioni tragicomiche che si va a verificare nel plebiscito in Sicilia. E a donna fugata Ciccio Tumeo, mai me lo ricordo a memoria, a donna fugata Ciccio Tumeo disse: io eccellenza avevo votato no, 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 e dopo dice: quei porci municipio mi trasformano il mio voto e dicono quello che vogliono loro. Questo è Sicilia e Toscana, dappertutto, insomma. Questa era la prassi dei Savoia. Però ecco, se è interessante citare questo passaggio, perché riguarda lo storico Luigi Sutto della vostra città, che nel 1903, quindi si passa neanche 40 anni dal plebiscito, lei è incaricato di costruire, di mettere in piedi il Museo del Risorgimento Carlo Alberto, e però scrive testualmente: nelle mie ricerche e investigazioni ho potuto solamente conoscere i voti dei singoli comuni del Friuli. Nessun giornale del Veneto fece altrettanto, nemmeno la Gazzetta di Venezia, che neppure pubblicò i voti appartenenti alla provincia di Venezia. Ho voluto scrivere tutto ciò perché sarebbe interessante conoscere i voti del plebiscito dati nel 1867 a ciascun comune veneto, però da biasimare la nostra ignoranza e la nostra democrazia. È deplorevole che i comuni non conoscono i voti che essi hanno dato per il ritorno all'Italia. Ripeto, questo è uno storico del 1903, a riprova che c'è stato fatto volutamente sparire tutto, quindi è molto difficile trovare la documentazione solo adesso con tante ricerche, ma una documentazione in qualche modo alternativa, perché la storiografia ufficiale non che ne parla. Noi altri fermo un sondaggio nelle nostre scuole, quando che il Veneto si passa all'Italia e come che si passa all'Italia, mi sono convinto che A, vi dice che il Veneto è sempre stato italiano, quindi B, che è passato nel 1861 naturalmente, e quei pochi che magari sa che si è passato nel 66, fa fatica a ricordare e avere le idee chiare su come che il Veneto si è passato. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e viva San Marco.